Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Sigla! Apparentemente, leggendo il titolo di questo video, probabilmente vi sarete chiesti che cosa ha questo a che fare con l'economia? Anche se questo problema nasce dall'informatica, non significa che non si ripercuota anche sull'economia, anzi ha gravi implicazioni a livello mondiale. Parliamo di privacy e di come nel tempo siamo stati sempre più disposti a cederne una parte, ma soprattutto di come alcune persone siano convinte di sapere quali informazioni stanno dando al web. Non solo, queste persone sono anche convinte di sapere come vengono utilizzate queste informazioni. Da poco dopo il 2000 in poi possiamo considerarci nell'era dei social, e i social sono piattaforme nelle quali le persone rendono pubblici i propri dati. Io stesso, che sto creando questo contenuto e lo caricherò sul web, sono conscio del fatto che sto affidando i miei dati ad un colosso del web che è un'azienda privata della quale io non so nulla e non so quali dati gli sto dando. Questo perché, come già saprete, la navigazione online lascia delle tracce di quello che stai facendo e assolutamente non pensate che la navigazione in incognito cancelli queste tracce, cancella semplicemente la cronologia dal tuo computer. La domanda principale che tutti noi dovremmo porci è che cosa sono queste tracce e come vengono utilizzate. Queste informazioni non possono essere elaborate con metodi tradizionali e prendono il nome di Big Data. I Big Data hanno tre caratteristiche principali. Sono presenti in quantità potenzialmente illimitate, numero 1. Possono essere reperite con estrema rapidità, numero 2. E sono informazioni di natura molto eterogenea, quindi possono riguardare la tua sfera privata oppure i tuoi rapporti sociali, questa era la numero 3. Attenzione a non considerare i Big Data come il male assoluto. Assolutamente non è così. Il modo in cui vengono utilizzati spesso non è ortodosso, però possono servire anche a fin di bene. Ad esempio, se io sono un'azienda e conosco le preferenze di un sacco di utenti e conosco cosa gli piace, ho un vantaggio sul mercato, per il semplice motivo che posso produrre dei prodotti, scusate il gioco di parole, che piacciono alle persone che io so già che piaceranno a quelle persone. Mentre se non avessi questo tipo di dati dovrei andare abbastanza alla cieca. Quindi benessere degli individui e possibilità di sviluppo industriale sono due cose molto positive di questa raccolta di Big Data. Ci sono anche cose molto negative però. Come dicevamo prima, questa specifica cosa può ledere la nostra privacy, nel senso che noi siamo sempre più disposti a cedere i nostri dati a colossi del web, che rivendono questi dati. Spesso non siamo neanche consci di quali dati stiamo dando ai giganti del web. Questo può essere assolutamente una cosa negativa. Questi dati possono portare alla capacità di prevedere comportamenti umani e anche di influenzarli. Questo significa che la nostra libertà, tra molte virgolette, di azione viene di molto ristretta. Un riscontro di questo genere di cose lo potete avere ogni giorno online dove c'è la pubblicità. Se a te interessano i grissini senza glutine e hai fatto in passato una ricerca su questi grissini, molto probabilmente le pubblicità che ti verranno proposte sono sui grissini. E questo è palesemente un tentativo di indirizzare i comportamenti di una persona verso l'acquisto di grissini senza glutine. Che potrebbe sembrare strano detto da me perché in ogni video cito grissini senza glutine, però è così. Ora, per questa seconda parte del video parleremo sempre di cose attinenti, però voglio entrare leggermente in un ambito più politico. Abbiamo citato lo sfruttamento di questi dati a fine pubblicitario. Chi sta andando oltre a questo intento? La Cina. Il Partito Comunista sta sfruttando questi big data per fare una sorta di censimento, una raccolta di tutti i dati dei cittadini cinesi riguardo ciò che fanno. Non è un censimento statistico, si tratta proprio di collezionare dati riguardo le persone, riguardo i comportamenti delle persone, e questo può essere molto pericoloso. Si parla infatti di autorità che assegnano un rating alle persone, quindi ci sono persone di serie A che si comportano bene e persone di serie B che si comportano male. Questa indagine viene effettuata in 3 direzioni. La prima è la solvibilità finanziaria, la seconda è i buoni comportamenti e la terza è il non sovversivo uso della rete. Attraverso un algoritmo matematico
il governo cinese è in grado di dare un punteggio alle persone. Chi riceve un punteggio molto alto avrà una serie di vantaggi dati sempre dal governo, come ad esempio scuole migliori, finanziamenti a condizioni migliori, eccetera. Chi ottiene punteggi bassi invece questi privilegi se li sogna. Essendo la Cina un paese molto poco trasparente, non sappiamo effettivamente se questi cittadini di serie B abbiano delle ripercussioni reali nella vita attualmente. Anche perché il governo cinese lava i panni in casa propria e quindi non escono molte notizie negative riguardo la Cina. Ad esempio, noi sappiamo in maniera molto frammentaria che in alcune zone esistono dei veri e propri campi di prigionia, però non abbiamo abbastanza notizie a riguardo perché non esce niente da lì. Ma ritornando all'economia, vi ricordate quando nel video qui in alto a destra abbiamo parlato di PIL pro capite? Bene, abbiamo detto che quello della Cina è $8.000. Questo dato è sicuramente molto frammentato però, perché ci saranno cittadini di serie A, tra molte virgolette, che percepiscono molto di più dei cittadini di serie B. Attualmente la Cina è una repubblica popolare caratterizzata da un solo partito al potere, quindi il potere è fortemente centralizzato. Lo Stato cerca, anche tramite un eccessivo utilizzo delle forze dell'ordine, di mitigare qualsiasi tipo di comportamento che non sia idoneo a seguire l'ideologia del Partito Comunista. Perciò sappiamo che viene utilizzata la violenza contro persone sovversive e vengono applicate delle sanzioni molto forti per chiunque crei del dissenso. Uno Stato così autoritario nasconde una piccola debolezza che è una grandissima fragilità. La stabilità del partito, con la P maiuscola, dipende tanto dal benessere economico che questo riesce a dare alla maggioranza delle persone. In particolare la politica economica, con una matrice fortemente liberista, ha consentito alle persone che vivono nelle città, e che quindi sono quelle più inclini a organizzarsi per delle rivoluzioni, idealmente, di condurre una vita molto più agiata rispetto alle precedenti generazioni. La fase di forte crescita economica che sta caratterizzando la Cina in questi decenni è sicuramente uno dei motivi dell'ottimismo passivo della popolazione. Se tu vivi in un paese non esattamente democratico, quindi molto dittatoriale, però questi dittatori ti rendono la vita molto più facile e quindi ti fanno condurre una vita molto più agiata, avrai meno tendenza a ribellarti. Inoltre si sta diffondendo la convinzione che, avvicinandosi a una politica liberista, nel tempo si possa progredire verso una democrazia. Io non credo che sia così, soprattutto visti i fatti di Hong Kong, però la convinzione ultimamente è quella. Sarebbe una graduale progressione verso la democrazia. Non credo accadrà. Anche perché ad attuare questo genere di transizione dovrebbe essere lo stesso Partito Comunista, che non ne ha nessun interesse. Appare quindi evidente di come questa solidità del Partito Comunista sia fortemente legata al benessere economico dei cittadini cinesi. Se la Cina però un domani dovesse entrare in una fase di recessione, sono sicuro che scoppierebbe un gran casino. Bene, per questo video è tutto, io spero che non sia stato troppo pesante né troppo criptico. Se ci sono delle domande lasciatele qui nei commenti. Se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi, attivare la campanellina e come sempre tra poco appariranno degli altri riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.